Presidente, oggi questo incontro col prefetto a testimonianza di un impegno che avete avuto la settimana scorsa con un interessante convegno relativamente alle auto storiche. Sì, grazie alla disponibilità di Sua Eccellenza il Prefetto abbiamo avuto la possibilità di allestire questa mostra fotografica delle gare più antiche di Agrigento, a testimonianza anche in questa location che è di particolare importanza. Io ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto per averci dato questa sua disponibilità in questa location particolare. E le foto rappresentano quelle che sono la passione degli agrigentini per le gare automobilistiche sin dal 1900. Questo non solo ci dà la possibilità di valorizzare quella che è la cultura anche storica del nostro patrimonio, perché è vero che Agrigento è ricca di patrimonio e di cultura, però non si deve fermare solo ed esclusivamente a quella che è la Valle dei Templi. E anche queste mostre fotografiche che testimoniano che nel corso degli anni ci sono stati tanti appassionati e anche una cultura che è del nostro patrimonio cittadino. Abbiamo anche due prototipi di un certo livello storico, diciamo. Sì, abbiamo anche messo in esposizione due auto storiche che hanno fatto la storia dell'automobilismo internazionale, perché la Fiat 131 Rally è stata una macchina che anche con i piloti recenti come Allen hanno vinto gare di campionato del mondo. Questo proprio per far capire che bisogna che anche i giovani si avvicinino a quello che è la passione per il collezionismo storico. Prefetto, ecco, come valuta questa iniziativa? Le è stato donato anche un quadro? Sì, ci sono state donate alcune, non uno, ma alcune riproduzioni fotografiche che troveranno degna sede nei nostri uffici. Ma a parte questo, la prefettura, come lo sapete, è stata aperta ormai da più di un anno alle iniziative culturali. Ecco, questa è un'iniziativa culturale. Diceva poco fa il Presidente che Agrigento è città bella per velustà di cose antiche, ma fra le bellezze ci sono anche quelle moderne. E io aggiungerei un'altra considerazione. Abbiamo imparato, lo sappiamo da anni, per esempio che il vino, l'enologia è cultura, no? Eppure il vino può essere anche una sostanza pericolosa se porta all'alcolismo. Ecco, col Presidente stiamo lavorando molto sulla prevenzione degli incidenti stradali insieme all'Associazione Vittime della Strada, ma la prevenzione dei pericoli che nascono da alcuni oggetti, come può essere appunto il consumo di alcolici o le automobili o le motociclette, passa attraverso la consapevolezza. E allora un amore per la macchina, che quindi vuol dire un accostamento consapevole, una guida consapevole, non necessariamente una non guida, non necessariamente un allontanare il traffico stradale ritenuto di per sé fonte di pericolo, è un po' quello che abbiamo fatto col vino, e cioè oggi si consuma meno vino, si consuma più consapevolmente, almeno nelle fasce di età più mature, diciamo così, ma si fa un vino migliore che ha portato la Sicilia ai primi posti del mondo. Ecco, che sia così anche con le automobili, con l'automobilismo, un accostamento consapevole e culturale all'automobile che è un oggetto d'arte. Non dico nulla di nuovo, i nostri designer, quelli italiani, sono fra i più famosi del mondo, le auto italiane sono fra le più belle del mondo, sono le più belle. Qui ne abbiamo due splendidi esempi marchiati Fiat e Lancia, e significa, ecco, tutto ciò significa un utilizzo consapevole del mezzo e che quindi allontani i lati negativi mantenendone solo i lati positivi, che sono tantissimi, detto peraltro da appassionati.